Una grande classica del calcio sardo sta per iniziare qui allo stadio Chicchito Chessa di Bonorva. Amici sportivi, buon pomeriggio. Per la quinta giornata del campionato di eccellenza regionale si affrontano Bosa e Nuorese. Riparte la squadra rossoblu, osserva il piazzamento dei compagni secchi. Batte lungo, palla che supera abbondantemente il centrocampo, arriva quasi nei pressi dell'area di rigore. Attenzione a Peana, il suo retropassaggio rischioso per Congiunti, stava per arrivare Mastromarino. Cocco batterà verso l'area di rigore, parte Cocco, pallone che sfila, arriva Ragazzu, clamorosa occasione questa per Mauro Ragazzu, che ha messo sul fondo da ottima posizione. Non c'è pressione, Congiunti lancia sulla sinistra nella zona di Vinci, anticipato da Pischedda, quindi Locuzzo che involontariamente serve Mastromarino, area di rigore, Mastromarino contrastato da Farris, sfortunato protagonista nel finale della partita colossese. Intanto la battuta di Cocco a cercare Scioni, diagonale, la respinta di Secchi, poi si attarda nel mettere fuori il pallone la difesa del Bosa. E poi l'ultimo tocco è di un giocatore della Nuorese, a battuta di Mattiello a cercare Di Angelo, tiene il pallone in campo, Di Angelo ingaggia il duello con Rocuzzo, lo vince Di Angelo, mette il pallone al centro e la palla colpisce il palo. Si è fiondato, probabilmente Salvatore Carboni è stato l'ultimo a toccare il pallone, c'è stato anche un contrasto con Congiunti. Calcio di punizione per il Bosa sul pallone insolito Mattiello. L'arbitro fa osservare la distanza ai due giocatori che vanno in barriera, si tratta di Cocco e di Saiu. La battuta di Mattiello, il colpo di testa di Salvatore Carboni, palla fuori. Tenta il dialogo con Saiu, spalle alla porta, da Saiu a Cocco, attenzione perché il capitano della Nuorese ha spazio, mette in movimento Ragazzu, il tiro di Ragazzu, la palla in rete, ma c'è stata una segnalazione di offside al centravanti della Nuorese e dunque tutto fermo. Peana ha tentato di servire Scioni, ma Nuorese che resta in possesso palla con Rocuzzo, pallone per Scioni che allarga su Saiu, il cross di Saiu, un tiro sbilenco, è venuto fuori Ruggiu sulla pressione di Scioni, riesce comunque a tenere il pallone per i suoi, c'è Dieng sulla destra, Dieng per l'inserimento di Maida, la palla al centro dove c'è Di Angelo e il Bosa passa in vantaggio, ha segnato Luca Di Angelo, ancora lui, dopo aver segnato il terzo gol col Castiadas, sblocca la partita del Chicchito Chessa. Ancora una volta la ripartenza del Bosa sulla destra, da De Murtas a Piredda, riesce a tenere il pallone in campo, tira Piredda di controbalzo, ci ha provato col mancino il neoentrato. Rocuzzo va via, Di Angelo va via anche a Marco Carboni, servito Cocco centralmente, da Cocco a Ragazzu, la respinta della difesa del Bosa, c'è Saiu sulla palla, Saiu per Ragazzu, palla in rete, ha segnato la Nuorese, ha segnato Mauro Ragazzu, il tiro sporco di Saiu e Ragazzu doveva solo appoggiarla alle spalle di Antonio Secchi, che si lamenta con i suoi compagni, forse troppo blandi in questa azione difensiva del capitano, ma attenzione perché Ragazzu ruba palla, si porta in area di rigore, poi la chiusura del numero 24 del Bosa, si tratta di Dieng, gioca all'indietro su Pischedda, attenzione perché Fanelli è in posizione regolare, Fanelli il suo diagonale non riesce a dare né forza né precisione. De Murtas gioca ancora su Piredda, da Piredda a Cocco, settore di sinistra, Cocco porta il pallone fino alla linea di fondo, la mette con sinistro, Ragazzu! Il grande intervento di Antonio Secchi, non aveva colpito benissimo Ragazzu. La battuta di Mattiello direttamente verso Congiunti e sulla punizione di Mattiello si chiude una partita equilibrata, come detto prima anche spigolosa, finisce in parità 1-1. A Di Angelo ha risposto Mauro Ragazzu.